Florian kommt zu spät, Beckenbauer. Maradona. Good to see him coming a few percent. Und Pele. Abgeglichen Klo und weitergespielt zu Johan Cruyff. Now Cristiano Ronaldo is onside. Ronaldo has one. Puts the ball in. It's Lionel Messi. Here he is again. Here he is again. That's astonishing. It's absolutely world class. Rieccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Football B-Side, l'altro lato del calcio. Una trasmissione che parla poco di calcio perché è una trasmissione dove scopriamo le personalità dei nostri ospiti. Per conoscere il nostro primo ospite abbiamo uno dei suoi amici più cari, ovvero Paolo. Salve Ettore, grazie dell'invito. Allora Paolo, siamo curiosi di conoscere il tuo caro amico che sarà il nostro ospite qui a Football B-Side. Ci hanno detto che è un tipo taciturno, è vero oppure è solo riflessivo? Assolutamente non è vero, anzi posso dire che è una persona molto stressante perché è una persona molto meticolosa in quello che fa. Quindi non è vero che lui riflette troppo, è anche impulsivo? Sì, molto impulsivo a volte. Da quanto tempo conosci il nostro amico? Allora, noi ci conosciamo da fuori dal mondo del calcio da 15 anni. Addirittura, quindi insomma siete amici di vecchia data. Abbastanza. Nel calcio non abbiamo mai avuto l'occasione di collaborare, quest'anno collaboreremo in questa nuova avventura e speriamo vada tutto bene. Qual è il suo pregio più bello? Un pregio è che mette il cuore in tutto quello che fa. Addirittura, Sì. quindi lo fa con passione e attenzione. Soprattutto attenzione. Grazie Paolo, siamo veramente curiosi di conoscere il nostro amico e allora attenzione, rimanete sintonizzati perché tra poco scopriremo il suo nome. Il nostro ospite a Football B-Side ha un nome ed un cognome, si chiama Nunzio Calogero. Ciao Nunzio, ben trovato. Ciao Ettore. In questa trasmissione, come tu ben sai, non si parla di calcio, perché dobbiamo scoprire la personalità dei nostri ospiti e oggi tocca a te. Intanto ti comunico subito che abbiamo due oggetti importanti in scena e sono un telefono un po' datato, ma ci piace così ed è volutamente datato, ed un mappamondo. Saranno le fonti di alcune domande che io ti formulerò poi nella parte finale della nostra trasmissione, perché adesso ho altre domande che secondo me ci faranno capire quello che è effettivamente Nunzio Calogero. Il sapore di una vittoria, con chi ami condividerlo? Allora, in primis con i miei ragazzi, cioè con la squadra, con il gruppo squadra, con coloro
i quali viviamo la settimana assieme. Certo. Quindi non parlo solo di calciatori, ma parlo naturalmente dell'intero staff tecnico, dell'allenatore, ma comunque con loro. Poi successivamente, sai, vado, me la godo in famiglia. Prima godo, acchitto però è la acchitto, squadra, sì, quella la che squadra. vive la tua Sì. emozione più forte. Sì, la squadra, perché personalmente da sempre ho instaurato un rapporto con i calciatori, volutamente con i calciatori e con lo staff di un determinato tipo, dove Certo. siamo tra virgolette amici, tra virgolette, perché poi sta nell'intelligenza di ognuno di loro e nella mia di intelligenza capire che loro sono calciatori, quindi capire i ruoli e io sono il Attenzione, perché abbiamo dirigente. parlato di vittoria, ma può anche succedere che condividi con la squadra anche possibilmente un risultato negativo. A maggior ragione lo condivido con la squadra, ma lo condivido nella maniera positiva. Io non sono sempre stato un positivo di mia natura. E la critica la fai subito oppure fai sbollentare? Mai parlare dopo la partita, questo mai. La faccio sbollentare, sicuramente si ci innervosisce, si ci arrabbia, ma poi c'è l'indomani, ci sono i giorni successivi. Intanto subito dopo si deve comunque mantenere la calma, si deve comunque rassicurare e battere la manina sulla spalla, perché questo si deve fare, mai parlare dopo un incontro. Una vittoria certamente è sempre molto bella e condividerla è più emozionante. Una sconfitta invece a casa con la parte più intima della tua famiglia, come la vivi? Ma guarda, la vivo molte volte in maniera un po' nervosa. C'è chi paga il tuo nervosismo? Sì, la mia famiglia. Il mio nervosismo lo paga la mia famiglia, forse sbagliando pure, però penso che sia abbastanza normale, che poi alla fine la famiglia è quel posto in cui si ci rifugia in tutto, soprattutto nei periodi no o nei momenti no. Certo. Quindi a pagare è la mia famiglia. I figli possibilmente? No, proprio il figlio no, perché ancora è piccolino. Ah, e quindi, beh, allora non ma condivide tanto questa la moglie, emozione sì, negativo tanto la positiva. moglie, oppure se faccio un esempio, se andiamo a casa di amici la domenica sera o di parenti, praticamente dopo una sconfitta divento quasi... Capiscono subito che non è capisco tutto serata. che non è serata, sì. Cos'è per te la libertà di pensiero? Per me la libertà di pensiero è esprimere realmente quello che si pensa. Per me, io sono fatto così, ed essere veri. Io sono un tipo vero, sono un tipo schietto, sono un tipo che non le manda a dire. Per molti è un difetto, per me non lo è, per me è semplicemente non un pregio, ma comunque il mio essere, perché non riesco a dire menzogne, non riesco ad essere falso. Io sono abbastanza schietto e diretto in tutte le dinamiche della mia quotidianità. Ma non rischi in questo caso di crearti troppo in amicizie? Guarda, nella vita non si deve far simpatia a tutti, bisogna rispettare tutti, avere il rispetto possibilmente dei tanti. E questo lo hai solo ed esclusivamente se con la gente, non per forza con gli amici, ma in generale con tutti, con conoscenti, con persone con cui devi rapportarti per lavoro, per passione, per dinamiche varie. Preferisco molto essere vero, che la persona deve apprezzare la mia sincerità piuttosto che il mio essere di parte oppure il mio essere un po' troppo su di Rischieresti esatto. di essere finto. Esattamente. E in questo caso non è brutto. io le persone finte non le sopporto e quindi non potrei mai esserlo. Poc'anzi con Paolo abbiamo parlato specificatamente anche del tuo carattere e lo abbiamo disegnato in una maniera molto chiara, soprattutto Paolo lo ha disegnato in una maniera molto chiara e ha parlato di cuore. Ma cuore per te vuol dire anche sofferenza? Sì. Al cuore c'era una classica frase, no? Al cuore non si comanda. comanda. Quindi non si comanda in toto. Quindi non puoi comandare nei tuoi periodi no, non puoi comandare nelle tue sofferenze, nelle tue paure, nelle tue difficoltà, come non lo comandi nel tuo entusiasmo e nelle fasi belle della tua vita. Quindi sì, io metto il cuore in tutto, metto il cuore in tutto quello che faccio, metto il cuore nella mia vita privata, metto il cuore nel mio lavoro, metto il cuore in quella che è la mia passione più sfrenata, che è il calcio, e quindi prima il cuore, poi la testa. Tante volte sai, si sbaglia mettendo prima il cuore, tante volte non si può mettere prima il cuore, però non si ci riesce a metterlo di lato. L'istinto ti porta a mettere il cuore? L'istinto mi porta a questo. Devo dirti che nella fase
nella mia passione nel calcio, soltanto all'inizio della mia avventura al Marina, per dire, al Marina di Ragusa, ho messo più la testa che il cuore, che è stata la prima parte, perché arrivavo in un ambiente che non conoscevo, con delle persone che non conoscevo, un ambiente nuovo per me a 360 gradi, e quindi ho messo la testa perché serviva mettere la testa, perché comunque non c'era un sentimento diciamo iniziale. Però poi i successi ti hanno trasferito verso una direzione diversa. Guarda, ti dico, non tanto i successi, mi hanno trasferito in una direzione diversa. La fiducia, guarda, dopo qualche mese, la fiducia incondizionata da parte di una famiglia, di quella che era una famiglia, che era il Marina. Parlo all'inizio, certo, erano loro una famiglia. Non poi, parliamo di calcio. No, erano loro una famiglia e poi certo, ne sono entrato a farne parte io, quindi la fiducia piena di 10-12 persone che in me hanno riposto, ripeto, fiducia incondizionata non sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto puramente calcistico, ma soprattutto umano. Io oggi ho 5 fratelli in più e 10 in totale, 10 amici veri in più. Quindi. Hai anche in Paolo un grande amico, perché hai individuato la parola giusta parlando di cuore, quindi evidentemente il rapporto che ti lega a Paolo a questa parola è in simbiosi. Sì, vabbè, Paolo è un ragazzo, è un amico che conosco da tanto tempo, da almeno 15 anni, perché siamo dello stesso paese, della stessa città, e oltre ciò abbiamo sempre condiviso quella che è la passione sfrenata per il calcio. Certo, e quindi ci conosciamo sì da tanto tempo. Il legame è forte. Sì, il legame è forte, infatti proprio per questo non avevamo mai avuto l'opportunità di lavorare, di collaborare insieme. Quest'anno è stata una mia scelta averlo con me, ma non da addetto ai lavori, ma più che altro da amico, perché mi approccio in una nuova avventura, e quindi quando si ci approccia in un essere qualcosa attorniati di nuovo, dagli amici, quando voglio dire, si va in un qualcosa di nuovo, è giusto che si deve preferire l'amico all'addetto. C'è una frase molto importante che dice: finché c'è vita c'è speranza. Sei d'accordo? Ma guarda, io personalmente non ho mai attribuito grandissimo significato alla parola speranza in sé per sé, attenzione, perché io sono uno di quelli convinti che il futuro, a prescindere dagli avvenimenti che possono succedere, certo, il futuro lo costruiamo da noi. Quindi poi le speranze sì, è giusto che ci stanno, però la maggior parte delle nostre dinamiche, delle nostre vicissitudini le creiamo noi stessi. Quindi, ci dobbiamo mettere del nostro. Quindi ci mettiamo sempre nel nostro, nel positivo e nel negativo ci mettiamo sempre del nostro. Quindi dico, la speranza è quella di saper invece all'inizio capire dove vuoi indirizzare la tua vita e la tua sfera, sia personale che, voglio dire, poi professionale. Quindi in questo caso la tua via è stata chiara probabilmente da quando poi hai deciso di, insomma, vivere l'esperienza calcistica. Ettore, io col calcio dilettantistico ci sono quasi nato, perché io non riesco per poco a guardare una partita intera in TV, però da quando ho 12-13 anni che vado a guardare partite dalla terza categoria alla Serie A allo stadio. Io sono un malato cronico di campo, e quindi capisci bene che è proprio una passione sfrenata per il calcio dilettantistico. Poi non posso nascondere la mia passione anche per il calcio guardato, ma in ci TV, sta pure, ci sta pure. Però non riesco ad essere coinvolto quanto in una partita allo stadio, ma che da dirigente come da tifoso, perché all'inizio ero esclusivamente un tifoso, poi da un po' di anni svolgo l'incarico, voglio dire, mi sono preso sta briga, questa pazzia di essere dirigente, quindi comunque fa parte di me da sempre. E nel tuo DNA, come si suol dire. Volto pagina, perché adesso dobbiamo parlare dei due oggetti che abbiamo qui in scena, ed iniziamo proprio con il telefono, che spesso e volentieri porta notizie positive o notizie negative. Qual è la telefonata che avresti voluto che arrivasse e invece che non è mai arrivata? Che arrivasse non è mai arrivata, ma guarda, sono molto sincero con te. Tutte le telefonate positive ti sono già arrivate? Sono molto sincero, io forse il mio essere ottimista, il mio essere positivo
Io finora c'ho 36 anni e posso dirti che in 36 anni tutto quello che ho fatto lo rifarei 100 volte, forse di più. Non sono pentito di nulla, non sono invidioso, l'invidia non fa parte della mia... Quindi non ci tieni che l'invidia, arrivi questa l'invidia, telefonata? no, infatti, sto benissimo così, quindi ti dico che se un giorno anche... Ti parlo da vita privata, ma ti potrei anche parlare da un punto di vista professionale. Certo, Da un chiaro. punto di vista professionale al lavoro, io ho un lavoro che mi gratifica a 360 gradi. Ti devo dire che invece ho ricevuto qualche chiamata che ad oggi non so se volevo riceverla o se non volevo riceverla, perché mi sono... Devi ancora riflettere a questa risposta? No, la risposta l'ho già data, però sai, c'è sempre tempo nella vita per dire, ma chissà. Ho ricevuto delle proposte importanti da un punto di vista proprio per quello che è la mia passione, il calcio professionale, e le ho declinate con tanta serenità perché ho, ripeto, un lavoro che amo e metto in primis il lavoro e la mia famiglia e poi quella che è la mia passione deve rimanere tale, che è il calcio. Allora, non aspetti nessuna telefonata, ma probabilmente avrai ricevuto una telefonata che insomma ti ha messo un po' di malumore. Sì, questo sì. E allora ce la devi raccontare, Sì, se ti va, se ti va. No, ho ricevuto una chiamata da parte di mia mamma che qualche anno fa ha avuto, gli è stato diagnosticato voglio dire, una malattia, quindi abbiamo, naturalmente quella è una chiamata Quella non la dimentichi che non la dimentico facilmente. facilmente, come non dimentico il periodo attraversato, però oggi ci ritroviamo dopo qualche anno a poter sorridere di ciò perché è tutto passato, tutto lontano, abbiamo avuto la forza di Però superarlo. ti ha segnato, è stata una telefonata che... Ti dico, mi ha segnato la chiamata, mi ha segnato il periodo, mi ha segnato e mi ha stravolto la vita, ti devo dire, perché io guarda, ti racconto in breve. Ci piace che i nostri ospiti lo facciano. Fino a quella chiamata Nunzio Calogero viveva in maniera diversa, diciamo, tra virgolette. Pesavo 170 kg, 169 kg. Totalmente opposto rispetto adesso. Sì, praticamente pesavo 169 kg, avevo una vita sì dinamica, ma dinamica è un parolone perché capite bene le difficoltà psicofisiche erano tante. E quella chiamata, voi immaginate che Nunzio Calogero decide di cambiare la sua vita il giorno dell'intervento di sua mamma. Quindi il giorno stesso che mia mamma era in sala operatoria, Nunzio Calogero decide dentro la sua testa di svoltare. Che forza d'animo! E questo perché lei da 30 anni, era da 30 anni, 29 anni che voglio dire si preoccupava per me, per la mia salute, per quel mio stato di salute, uno stato di obesità che mi portava sicuramente a non vivere la mia vita al meglio. E quindi è stato veramente quel periodo della mia vita mi ha completamente stravolto, ha completamente stravolto la mia quotidianità e la mia, voglio dire, il mio futuro. Mettiamo da parte il telefono e adesso abbiamo il mappamondo che mi auguro, insomma, ti porti soltanto belle idee e soprattutto dei viaggi. Qual è il viaggio che avresti voluto fare oppure che hai già fatto? Cioè il tuo viaggio preferito? Il mio viaggio preferito che ho fatto è stato Miami, Gran Capu e poi isole, le Bahamas in genere. Vuoi ritornarci? Guarda, sì, con piacere, soprattutto in Messico, perché sono stato 2 giorni in Messico e mi è piaciuto tantissimo, sia come cordialità, sia come paesaggio, mi è piaciuto tanto. È un paese caldo, caliente, come si suol dire, no? Mi è piaciuto tanto in toto, sia come persone, sia come accoglienza, sia come paesaggio, perché parliamo di qualcosa di stupendo. Quindi tu, il tuo viaggio che in questo momento avresti il piacere di fare è il Messico? Guarda, oppure allora, vuoi ritornare a Miami? No, guarda, ti dico, allora, ci ritornerei, però sono più propenso a esplorare mondi nuovi, cioè esplorare sempre qualcosa di diverso. Quindi se tu mi dici quello che hai fatto che ti è più, voglio dire, dove ritorneresti, ti dico il Messico. Però se mi dici dove andresti... Ecco, ed è quello che io ti chiedo in modo particolare perché poi ci dobbiamo vedere la tua bella clip allegata. Dove andrei? Sicuramente in Cina. Ah. Io vorrei, sì, avrei questa mia... di scoprire il mondo orientale, questa mia... Ad essere sinceri proprio in questo momento? No, in questo momento no, però voglio dire sin da qualche anno a questa parte, voglio dire la mia, perché lo immagino come un mondo totalmente diverso dal nostro,
totalmente diverso in tutto. La Cina ha una doppia vita, la vita moderna, quindi grattacieli e modernità impressionante, Preferisco l'altra. oppure quella classica, quella orientale, che è molto accattivante. Vorrei conoscere proprio, la mia curiosità è conoscere quella classica, quella storica. Non i grattacieli. No, i grattacieli non tanto interessi per i grattacieli. Bene, allora a questo punto guardiamocela questa bella clip dedicata alla Cina, il viaggio preferito di Nunzio Calogero. Cina, meta preferita di Nunzio Calogero, ma attenzione, lui ha sottolineato che non gli piace la Cina dei grattacieli, ma gli piace soprattutto la Cina Storica. storica, che probabilmente è anche un po' più attraente. Sì, sicuramente più attraente, anche perché di grattacieli, voglio dire, modernità, Li possiamo vedere un po' possiamo ovunque. vedere un po' ovunque. Invece è bello andare proprio a scovare e a capire la particolarità, la tradizione. Questo è quello che mi affascina, perché secondo me è completamente diversa dal nostro mondo. Sì, Quindi è vero. è l'opposto, totalmente l'opposto. E questa è la cosa e che questo ti mi attrae. intriga tanto. Ti intriga sì, mi tanto. intriga tanto. A proposito di cose che ti intrigano, che rapporto hai con la musica? Bellissimo, bellissimo. Io Fondamentale ascolto- nella tua vita? Sì, fondamentale. Io nei miei momenti devo ascoltare musica, perché forse sono gli unici momenti in cui mi rilasso. Forse. E la selezione musicale la scegli tu oppure quello che ti capita? No, sono molto, voglio dire... Selettivo. Selettivo, sì. Ho una playlist, possibilmente ascolto una canzone durante il giorno 4 volte. Se ascolto 4 volte musica, tutte e 4 Metti volte il repeat e l'ascolti sì, sempre. Perché ci sono delle canzoni che Quali io sono i tuoi amo. cantanti preferiti? No, io amo la musica italiana. Ah. Quindi sia moderna che anni 70, 80, 90, però voglio dire musica italiana. Musica Quindi, italiana. sì, quasi esclusivamente musica italiana. La tua canzone preferita? Ce ne sono parecchie, ma quella che Poi ci alla devi quale dire sono anche più il perché, però, sono più affezionato è Notte prima degli esami. Storica canzone di Venditti? Sì, di Venditti. Questo perché? Questa canzone Perché mi sa questa che canzone c'ha una storia, dai. No, c'è Ha una storia, questa sì, ha canzone. una storia, perché ti dico, io ho frequentato il tecnico commerciale, la ragioneria, Sì. per 5 anni, e in classe ero con mia moglie, però non siamo noi, praticamente ci siamo eravate legati. fidanzati? No, e questa è la particolarità, che ci siamo legati
il periodo degli esami di Stato, gli ultimi 3 giorni per gli esami di Stato. Quindi Con questa canzone di con sottofondo. questa canzone di sottofondo. Beh, allora hai fatto Quindi bingo. non sono solitamente un romanticone, perché non lo sono di mia natura, sono anzi abbastanza un tipo molto free, molto lavativo, tra virgolette. Però questa canzone mi lega tanto a quel periodo, un periodo particolare della mia vita in cui ho attraversato in quel momento 2 incidenti stradali, uno abbastanza particolare, proprio poco prima degli esami. Nunzio non si è fatto mancare nulla. Sì, nella mia vita si dice sì, proprio Non sì. ti sei fatto mancare nulla. E quindi quel periodo poi è stato, questa canzone che mi ha accompagnato in quel periodo mi ha segnato. E poi all'interno di questa canzone, guarda, ci sta tutto, perché ci stanno gli amici, Sì. ci sta l'amore, ci stanno gli esami. Ci stanno gli esami, che per esami non parliamo solo esclusivamente di esami di Stato, No, gli di esami esami di nella Stato, ma vita. parliamo di sfide, parliamo comunque sia di esami alla quale siamo sottoposti, non ti dico tutti i giorni, ma comunque sia Sì, questa abbastanza. canzone non parla in sé per sé dell'esame esatto, scolastico. quindi è una canzone che guarda, quando mi ritorna in mente, quando l'ascolto, mi fa capire a quelle che sono le fondamenta della nostra vita. Questa è una tua sensazione, ma tua moglie la pensa ad Sì, ugual misura? Sì, la pensa così, la pensa è questa anche Vi il suo appartiene pensiero. troppo il Mia pezzo moglie, che musicale. voglio dire, è una donna da santificare per poco, perché il sottoscritto ha un carattere, ripeto, a prescindere dagli impegni, lascio praticamente plurimpegnato tutti i giorni, tra lavoro, tra passione, qualcosa, quindi immagino. mi sopporta, e quindi se sopportare Nunzio Calogero non è semplice, ve lo garantisco. E poi insomma, quando sei in tensione metti questa canzone, lei capisce che è un segnale probabilmente di ulteriore No, unione. guarda, forse questa canzone assieme non l'ascoltiamo da un po' di tempo, perché ti ripeto, non sono di carattere mio, non sono un romanticone di turno. Quindi però quando capita che l'ascoltiamo, comunque entrambi ripensiamo a quel periodo storico. Bene, allora siamo contenti, io ti ringrazio per esserti raccontato qui a Football Beside e che dirti, le cose più belle, perché vedo che veramente non ti sei fatto mancare nulla, vedo che la tua personalità è stata disegnata bene dal tuo amico, ma tu lo hai in un certo senso ulteriormente amplificato questo tuo carattere, raccontandoci delle cose che spesso e volentieri insomma non si raccontano, e quando lo si fa in una trasmissione televisiva è ancora più bello. Sì, guarda, perché io ho accettato volentieri il tuo invito, perché sai, a volte questa è una cosa che mi tengo tante volte a dirla. Nunzio Calogero è legato tra i social, la TV, e tutto quello che concerne al calcio, perché Nunzio Calogero è un malato cronico di calcio, ho sempre voluto mettermi in prima persona nelle sfide calcistiche, e sai, tante volte uno, chi non conosce bene Nunzio Calogero può pensare, ma Nunzio Calogero è sempre davanti al teleschermo a parlare di calcio, oppure invece non è così. In questa maniera ti sei raccontato, sì, infatti, quindi hai ridisegnato un po' anche ulteriormente la tua carta d'identità. Sicuro chi ascolterà e chi osserverà chi seguirà questa trasmissione, questa puntata, deve sicuro mettersi bene in testa che Nunzio Calogero è quello che sta raccontando, una persona vera, schietta, senza piaciuta senza questa filtri, tua storia, senza ci è filtri. piaciuta. Questo è quello che mi importa. Grazie a Grazie. Nunzio Calogero, e allora a questo punto sentiamoci questa bella canzone di Antonello Venditti intitolata Notte prima degli esami. Io mi ricordo 4 ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come i pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farti sposare dagli avvocati? Le bombe delle 6 non fanno male, è solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Gli
gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto, stasera al solito posto, la luna sembra strana, sarà che non ti vedo da una settimana. Maturità t'avessi preso prima, le mie mani sul tuo seno e fitto il tuo mistero, il tuo peccato originale come due calzoni americani. Non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberon in mano, notte di nonno alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni, notte di sogni, di coppe e di campioni, notte di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere. E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca, ma questa notte è ancora nostra. Claudia, non tremare, non ti posso far male se l'amore è amore. E adesso subito conosciamo Francesco, colui che ci presenterà il prossimo ospite, il secondo, che conosceremo tra poco qui a Football Beside. Ciao Francesco, ben trovato. Ciao a te. Allora Francesco, parlaci di questo ospite che tra poco andremo a conoscere. Intanto mi hanno detto che è una persona molto dinamitarda. Assolutamente sì, esplosivo. E probabilmente questo è anche la sua forza, perché poi personaggi come lui diciamo che ce n'è pochi, perché partiamo dal presupposto che è una persona estremamente sincera e questo di La sincerità spesso non paga. Assolutamente, esattamente questo, e quindi proprio per questo viene definito dinamitardo, proprio perché quando ha qualcosa da dirti te la dice in maniera schietta, sincera, senza peli sulla lingua. Però dà spessore probabilmente all'amicizia. Assolutamente sì, è proprio questo il punto il punto forte della nostra amicizia, è la sincerità. Abbiamo un rapporto basato appunto su questo e quindi di conseguenza critiche reciproche. Questo permette di avere una linea continua sul rapporto dell'amicizia, no? Assolutamente. Perché quando si è schietti si è sempre veri, e quando si è sempre veri si cerca sempre l'amico che vuole sentirsi dire soltanto la verità. Esattamente. Proprio questo è il punto forte della nostra amicizia. Il pregio invece, il pregio più originale di quest'ospite. Ma proprio io ritengo che sia proprio la sincerità, il fatto che lui basa i rapporti proprio su questo. Non è una persona che riesce a instaurare un rapporto con una persona con cui non ha chimica, se vogliamo dire. Per cui è difficile creare un legame con lui. Io probabilmente, avendo il suo stesso carattere, lo comprendo come lui comprende me, devo dire la verità. Abbiamo due caratteri estremamente forti, però ci fidiamo l'uno dell'altro. E esattamente questo, il discorso è che
Quando io ho bisogno di un consiglio, sicuramente lui è la persona... Ecco perché parli di fiducia, perché la fiducia è sinonimo anche di correttezza, perché sai che puoi contare su quell'amico. Assolutamente sì, sempre e comunque. Francesco, ti ringrazio, sei stato chiarissimo, ma soprattutto siamo molto curiosi a questo punto di conoscere il nostro ospite. Pertanto rimanete con noi, subito dopo la pubblicità conosceremo il nostro secondo ospite qui a Football B-Side. Plurimpresa eroga servizi per la gestione del capitale più importante, le persone. Ogni anno in tutta Italia, oltre 1.500 aziende e 20.000 fra candidati e lavoratori si affidano alla nostra consulenza. Realizziamo progetti su misura in ambito di ricerca e selezione, formazione professionale ed universitaria, tirocini, somministrazione di lavoro, privacy, welfare, certificazione linguistica ed informatiche. Affidati ai professionisti della consulenza su misura. Plurimpresa, sempre al lavoro, per il vostro lavoro. Rientrati dopo lo spazio pubblicitario, subito con la seconda parte della nostra trasmissione e subito conosciamo colui che è stato presentato da Francesco proprio prima dello spazio pubblicitario. Lui è Marco Coppa, che salutiamo. Ciao Marco, ben trovato. Ciao, grazie. E dico sempre grazie per aver accettato il nostro invito, perché poi venire qui e un po' confessarsi non è mai facile. Devo dirti la verità, a me fa piacere quando mi hai chiamato e mi hai parlato di questa trasmissione, perché per fortuna ogni tanto non si parla di calcio. Bravo, e noi non parliamo assolutamente di calcio, anzi volutamente mettiamo da parte quelle che sono le atmosfere di un ambiente calcistico e guardiamo invece l'aspetto personale, in questo caso dei nostri ospiti. Ti anticipo subito che abbiamo qui in scena un telefono, un po' datato ma è volutamente datato anni 50, ed un mappamondo, perché saranno i temi di due domande che ti formulerò però poi nella parte finale della nostra trasmissione. Prima ho altre domande da farti. Sei pronto? Assolutamente. Perché Francesco ci ha detto che sei un tipo molto dinamitardo. Ti rivedi in questa definizione? Francesco mi conosce bene, per cui non mi va di contraddirlo, anche se Francesco poi... Quindi lo condividi? Ma perché in effetti lo condivido e anche perché, tra le altre cose, Francesco ha più o meno le stesse mie caratteristiche. E siamo amici proprio perché ogni tanto si va allo scontro, perché secondo me è un rapporto tutto rose e fiori, anche monotono, e per cui... Una canzone diceva l'amore non è bella se non è litigarello, Se non è in questo litigarello. caso l'amicizia non è bella se non è, insomma... Ma sì, ma devo dirti anche i rapporti di coppia, certo, con dei limiti, con l'equilibrio sempre, con la misura, però ogni tanto qualche litigio fa anche bene. Fa no? bene, fa Poi- bene. Poi bisogna fare pure pace, questa è la parte più bella. Chiaro. Quella è anche la parte più difficile, perché poi qualcuno deve accettare di avere sbagliato. Sì, almeno si fa la finta di accettare. La prima domanda: hai mai pianto in silenzio per non aver raggiunto un obiettivo importante della tua vita? Certo che sì. Ce la racconti questa storia?
No, potrei raccontarne più di una, però vorrei generalizzare. Significa che probabilmente ho pianto e non solo per non aver raggiunto un obiettivo. Io ogni tanto mi piace anche da solo in solitudine piangere, perché no, non lo nascondo, anche per cose che più o meno possono essere anche più importanti nella sfera di ognuno di noi, nel privato. Tutti noi abbiamo nel nostro privato tante storie personali. Credo di sì, assolutamente, abbiamo la propria storia. Per obiettivi non raggiunti, io devo dirti, è inutile nascondermi, però non vogliamo parlare di calcio, però la mia vita per l'80% è stata segnata da questo mondo. Quindi qualche obiettivo sportivo non raggiunto sai, ti ha fatto piangere? Quando si va avanti con l'età e ti rendi conto che probabilmente a certi livelli dove tu speravi di arrivare non ci arriverai più, ti rendi conto, prendi coscienza di questo. Rifletti. E quindi sei davanti a una realtà, che quella realtà poi ti fa anche piangere, no? Sei per le unioni di coppia, anche omosessuali, oppure sei per la famiglia tradizionalista? Io vengo da una famiglia tradizionale, una famiglia numerosa, per cui come esempio c'ho quello. Io non ho nulla contro l'omosessualità e neanche contro il rapporto di coppia fra due dello stesso genere Sessuale, però sì. Ecco, è un argomento piuttosto tosto e complicato, perché se dovessimo approfondirlo ti dico che non ho nulla di contro questa gente. Però non lo condividi più di tanto? Non lo condivido in pieno, ma probabilmente passo per ignorante nel momento in cui dico che non lo condivido. Perché dovrei entrare, è una tua scelta, è un tuo pensiero. Certo. Una serie di dinamiche che non conosciamo neppure. Se ci limitiamo a descriverlo in questi termini, in questo senso, ti dico di sì, ti dico che sono d'accordo con quello che dici, perché io credo che alcune cose che può fare la mamma non le può fare il papà. Condivido. Alcune cose che può fare il papà non le può fare la mamma. Certo, certo. È sempre molto difficile, hai detto bene, parlarne, perché in pochi minuti si rischia di essere superficiali, magari uno Certo. non lo è neanche nel pensiero. Cos'è per te la felicità? Mi è stata chiesta alcune volte, devo dirti la verità, anche fra amici, quando siamo la sera a mangiare in un tavolo, ed è capitato proprio per le feste di Natale anche di ritrovarci in pochi, perché ancora eravamo in zona rossa. Sì. Però io rispondo sempre che secondo me la felicità consiste nella condivisione delle cose, sia belle ma anche brutte. Perché a me è capitato di vivere delle cose belle e di viverle in solitudine, ed è veramente pesante. E sei felice anche da solo? No, non sei felice quanto potresti essere insieme ad un'altra persona condividendo quella stessa Chiaro. cosa. Perché poi invece mi è capitato anche qualcosa di realmente brutto e ho avuto invece la fortuna di condividerlo, e forse il fatto che lo condividessi mi ha aiutato tanto a superare questo episodio brutto. Per cui se mi chiedi cos'è la felicità, io ti dico, rispetto a quella che è la mia esperienza, la mia vita, ti dico che è la condivisione. Perfetto, anche perché condividere la propria felicità con altre persone completa la parola, probabilmente, no? Io sono felice, a me basta. Cioè sei felice anche per gli altri? Sì, se vedo i miei fratelli, la mia famiglia ridere, scherzare, gioire, io sono felice, per cui credo che poi alla fine questo si traduca in felicità. E la felicità in questo caso può essere condivisa anche con una compagna? Certo che sì, perché quando mi capitò una delle cose più belle della mia vita, io non avevo accanto la mia compagna, perché non c'era più, nel senso, no, questa persona ancora vive, per fortuna non stavamo più insieme Sì. da un po' di tempo, e mi sarebbe piaciuto invece condividere quella determinata cosa con lei. Invece in quel momento non c'era più e ho capito quanto... Quasi una felicità immortale in questo caso. Sì, però una felicità alla quale mancava qualcosa, mancava un pezzo. Non era completa. Non era completa. Non era completa. La natura di un bosco ti affascina più di una spiaggia caraibica? Forse sì. Anche perché tutti sono più predisposti verso la spiaggia, il mare, il sole, mentre la natura forse è un po' più riflessiva? Sì, no, devo dirti di sì. A me piace sia il mare, ma anche la montagna. E noi viviamo in una terra dove abbiamo la possibilità di gustarle entrambe. Quindi è più facile, insomma, scegliere per te una vacanza in montagna che una vacanza al mare, allora? Forse sì.
Sì, se devo scegliere. Da solo o in compagnia? Sempre in compagnia. Sempre in compagnia. Passiamo ai nostri 2 oggetti che abbiamo qui in scena ed iniziamo subito con il telefono, fonte spesso di belle notizie ma anche di brutte notizie. Qual è la telefonata che avresti voluto ricevere e che non è mai arrivata? Sotto il profilo professionale la telefonata che non è mai arrivata è stata qualche anno fa, dopo l'esperienza mia professionale da allenatore Sì? nella città di Taormina, dove abbiamo fatto delle cose meravigliose in 2 anni. E mi è dispiaciuto, devo dirti, non aver avuto il riconoscimento Del lavoro fatto. del lavoro fatto, non da parte della mia società o della città di Taormina, perché là c'è un legame che credo e mi auguro possa durare tanto, ma un riconoscimento da parte degli addetti ai lavori, da parte dei giornalisti, e visto che siamo qui ne parlo apertamente, non l'ho mai detto. Certo. Non l'ho mai detto. Non l'ho mai detto, ma non scoprirò neanche mai il motivo di alcune cose che sono appartenute alla mia vita, senza nessuna sorta di vittimismo, perché chi conosce me, chi conosce le cose che mi stanno attorno, io non potrei mai risultare una vittima di questo mondo, per fortuna, perché sono una persona fortunata, dico sempre ai miei giocatori, di non cercare la riconoscenza, perché probabilmente non ce n'è, ma di pretendere il rispetto, quello sì, tutti i giorni. Giusto. E nel caso in cui la telefonata invece drammatica, negativa, che ha poi inciso anche sul tuo umore, ti è mai arrivata? No. Una triste notizia? No, una triste notizia è arrivata nella mia vita, ma l'ho vissuta non per telefono, l'ho vissuta in diretta, in prima persona. E infatti questa è una cosa che mi accompagnerà per sempre, inevitabilmente. Quindi in questo caso il telefono non è stato un momento negativo? Negativo. È stato negativo per altre cose? Se lo è stato in passato, è stato assolutamente, poi dopo questo evento è stato assolutamente offuscato da altre cose. Parliamo invece di questo mappamondo che è fonte invece di sogni e di tanti viaggi. Sei un viaggiatore? Ti piace mettere tutto in valigia e partire all'avventura oppure no? No, mi piace viaggiare, mi piace staccare la spina. Sì. Però non sono un viaggiatore, non faccio grandi spostamenti. Non fai grandi spostamenti, ma hai sicuramente però viaggiato. Sì, ogni tanto ti sei concesso. Mi è capitato, sì. Qual è la tua meta preferita che ti piacerebbe visitare? Non sono un viaggiatore, per cui non conosco tante mete, però sono stato in un posto dove tornerei domani perché mi sono innamorato. Sono stato a Parigi e per me Parigi è una città veramente... È la città dell'amore? Sì. Sì, è vero. A parte che è immensa. È immensa. È immensa. Di una meraviglia, di un fascino particolarissima. Quindi tu sei partito, hai vissuto Parigi, ti è piaciuta e sei pronto addirittura tu, che non sei un grande viaggiatore, di mettere da parte tante altre mete e ritornare nel posto dove invece hai vissuto quell'emozione così forte. Sì, certamente non ho grandi termini di paragone, però posso parlare di Parigi perché la conosco. E ti piace ritornarci? E mi piacerebbe tantissimo tornare. In compagnia oppure da solo? È una compagnia un po' più ristretta in questo caso, perché Parigi è molto romantica. Sì, è vero. E allora a questo punto guardiamocela questa bella clip su Parigi, il luogo preferito dal nostro ospite Marco Coppa.
La Ville Lumière, la bellissima città immensa, Parigi, la meta preferita del nostro ospite Marco Coppa, che ritornerà subito, presto, prestissimo, Speriamo. in questa bella città, abbiamo detto anche in compagnia un po' più intima, perché effettivamente è la città dell'amore, e quindi un viaggio a Parigi ispira molto, Certo. un tête-à-tête, no? Certo. Così per rimanere anche in tema linguistico. Parliamo adesso invece di musica, perché la musica accompagna noi tutti, dalla mattina alla sera, notte compresa. Amiamo ascoltare in qualsiasi momento una canzone, amiamo magari possibilmente ascoltare la radio. Tu per esempio ascolti molto la radio, oppure sei uno che vive di CD e quindi mette subito il suo CD preferito? Io non amo tantissimo la musica moderna attuale, Sì? tranne qualcosina perché Sì? poi mi piacciono un po' i ritornelli, ma sì, ascolto di più. Sei più musica- riflessivo allora No, quando no, ascolti? No, ascolto tutti i generi di musica, però diciamo che probabilmente sono un po' ripetitivo, un po' monotono perché mi ascolto le mie canzoni. Le tue canzoni. Ecco, in questo caso, qual è la tua canzone preferita? La mia canzone preferita è una canzone di De Gregori. Guarda, io tiro a indovinare, leva calcistica del 68? Assolutamente sì. Anche perché ha a che fare con il mondo del calcio. Per forza. E tu sei stato mai quel Nino non tirare il calcio di rigore? Io nella mia umile carriera ho tirato tanti calci di rigore, la maggior parte li ho segnati, ma mi è capitato anche di sbagliarne qualcuno, e per cui so cosa significa. Ma poi la canzone è una canzone che in famiglia mio cugino al pianoforte mi dedicò quando ero piccolino, ancora avevo 12 anni, e quindi sognavo, Ti è rimasta impressa? sognavo grandi cose quando ero piccolo io, ai tempi di Maradona, Platini, per cui si sognava di... Chi ha vissuto il calcio è facilmente impressionato dal testo di questa canzone, Assolutamente, sì. dalla Ma poi musica di questa a prescindere appunto canzone, dal testo, anche la bellezza della musica. ti emoziona tantissimo. È una canzone che non... E quando ti capita di ascoltarla, qual è la tua sensazione immediata? un po' di... È come se ti rimettessi dentro la maglietta del numero 7? Assolutamente sì, però alla mia età. Alla tua età, quindi con la maturità Per che la possibilmente maturità. ti porta magari a non più sbagliarlo quel calcio di rigore. Non farei tantissimi altri errori, è inutile dire che io rifarei tutto perché non è vero, non rifarei tante cose della mia vita. Siamo contenti perché Marco Coppa oggi si è confidato con noi di Football B-Side e siamo sicuri che avete visto probabilmente un Marco Coppa diverso, no? Un Marco Coppa che forse non si aspettavano. Qualcuno... Ami raccontarti oppure Qualcuno sei sempre molto sicuramente- riservato? No, io non parlo tanto, ed inevitabilmente poi cerco anche un po' di, rispetto ai contesti, di adeguarmi, no? Di adeguare anche il mio modo d'essere, il mio modo di approcciarmi alla gente, inevitabilmente devo dire, perché poi per motivi lavorativi io incontro gente diversa la mattina, il pomeriggio e la sera poi gli amici se capita. Quindi Però- ti capita durante il corso della giornata di vedere e di avere a che fare con tante tipologie umane. Assolutamente sì. Devo dire che cerco di rimanere sempre Marco, sempre me stesso, però Non è mai facile. non è mai facile, devo cercare di avere anche una capacità di adattamento rispetto a quello che mi trovo davanti. Siamo contenti di averti avuto ospite qui a Football B-Side. Io felicissimo, ripeto, perché l'ho detto come premessa, perché mi piace parlare di più, tutti i giorni parlo di calcio. E ogni E tanto quindi- facciamo bene a staccare la spina e parlare di altre cose. parlare di altre cose. Grazie Marco. E allora Grazie a a questo te. punto guardiamocela questa bella clip con la canzone di Francesco De Gregori, La leva calcistica del 68. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, terra e polvere che tira vento e poi magari piove.
Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni il cuore pieno di paura. Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, adesso ridono dentro il bar. Sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Nino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere lo fece passare. Ma Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Il ragazzo si farà anche se alle spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7. Ma quanto è bella questa canzone di Francesco De Gregori, La leva calcistica del 68, la canzone preferita del nostro ospite Marco Coppa. Noi chiudiamo qui la puntata odierna della nostra trasmissione e vi rimandiamo alla prossima.